Si chiama Sentiero della Morte, è l'ultima moda tra i giovanissimi rosatesi che sfidano la sorte rischiando di farsi male e parecchio. 13-14 anni in pieno giorno, sprezzanti del pericolo, riprendono tutto con un telefono cellulare. Siamo a 2 passi dall'oratorio in pieno centro paese, proprio a ridosso della trafficatissima 47 Valsugana. A dare l'allarme il presidente del circolo Noi di Rosà, Emilio Pegoraro. E loro scavalcano il parapetto che c'è della Roggia Balbi e attaccati al muro fanno una camminata lungo il muricciolo qua e vanno avanti un pezzo filmandosi e dicendo anche proprio Sentiero della Morte e poi si girano e tornano indietro. Pericolosissima come cosa. Sì, perché adesso la roggia è bassa, però a volte arriva anche a filo della strada, quindi si incanala anche da questo lato, quindi prende anche velocità, è molto pericoloso. E siamo qua un po' preoccupati anche di questa moda stupida, che invece di far questo potrebbero fare altro alla loro età. Vorrei che questa cosa si interrompesse prima che succedesse quello che non dovrebbe succedere, insomma. Pegoraro ha avvertito la polizia locale, la sindaca Elena Mezzalira, attraverso i social ha lanciato un appello alle famiglie di Rosà. La domanda che mi viene è mio figlio quello che fa questa cosa o è una cosa che non riguarda nessuno? Cioè, le famiglie sanno cosa succede al di fuori di casa loro? Perché qua noi abbiamo visto tante situazioni, però questa è veramente è una follia. Questa è una follia, non dovrebbe neanche essere immaginata una cosa del genere. Questo è veramente da idioti proprio, il termine è giusto idioti.